Bentrovati, anche oggi è il momento della nostra nutrizionista, la dottoressa Giulia Pera. Dottoressa, è il caso di dirlo, cioè altro che solita minestra qui, abbiamo fatto delle minestre eccezionali, ma è vero che tra i benefici delle minestre ci sono anche gli antiossidanti, quindi un ottimo alleato per la nostra bellezza, per la nostra pelle. Conferma? Ciao Desiree, assolutamente sì. Il minestrone è ricchissimo di numerosi benefici. Partiamo dal fatto che è ricco di antiossidanti, quindi come hai detto tu fa bene al nostro corpo, combatte i radicali liberi, ma ha anche altri benefici in quanto il minestrone contiene moltissime fibre e va ad aiutare anche il nostro sistema immunitario. Quanto bisogna mangiarne? Perché poi sazia anche diciamo, con poco, riempie abbastanza il minestrone. Assolutamente sì, è importante non trascurare le quantità quando mangiamo il minestrone. Le linee guida ci dicono che dovremmo mangiarne circa 200 grammi per le verdure fresche e un po' meno per l'insalata, circa 80-100 grammi. Le faccio una domanda molto importante, dottoressa, attenzione alla risposta, perché c'è un largo consumo di minestroni surgelati, ma va bene uguale? Assolutamente sì, considera che le minestre, i minestroni e le verdure si devono mangiare anche surgelate lì dove non c'è la possibilità di averle fresche in casa per non perdere i benefici, assolutamente sì, perché le proprietà nutrizionali vengono mantenute. Bene, dottoressa, quindi ho ragione io, mi dispiace, dovrò smentire il nostro Totino, andate anche a comprarlo al supermercato, dico, non lo dite a Totino però. Ci vediamo alla prossima puntata con la dottoressa Giulia Pera, consigli preziosissimi.